Eder. Mech. Pallister. Ogni volta che aprivo internet, temevo di leggere la notizia del ritrovamento del suo corpo, lo ammetto, riferisce Lidia Sabadin in coda all'esterno della farmacia di Piazzale Gioberti, e non credo ci siano molti dubbi sul fatto che quel corpo sia di Liliana, ma è giusto attendere conferme. Sabadin riferisce che nel rione tutti sapevamo che quella donna non sarebbe ritornata a casa sulle sue gambe, era un triste convincimento che andava rafforzandosi di giorno in giorno. E quando è emersa la notizia del ritrovamento del cadavere, il pensiero è andato subito a lei. La signora si dice sconvolta. Chi ha compiuto un gesto simile ha una freddezza e una cattiveria tali che merita di passare il resto della sua vita dietro le sbarre. Quando si parla di femminicidio non possiamo più far finta di nulla perché, come dimostra questa storia, sono tragedie che segnano anche la nostra comunità. La rivendita della fruttivendola che ha testimoniato di aver visto Liliana Resinovic, la mattina del 14 dicembre scorso, passare davanti al suo negozio di via San Cilino, ieri pomeriggio era chiusa. Ma lì accanto c'è la bottega di Diego De Grassi, lo storico calzolaio di San Giovanni. Appena appresa la notizia del ritrovamento di un corpo tra la boscaglia dell'Exop, i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Appoggiato al bancone, tra tomaie e suole, ricorda l'ultima volta che ha visto Liliana. Era una mia storica cliente ed è venuta a ritirare le sue décolleté color tortora a fine ottobre. Era una persona di poche parole, riservata. Pochi giorni dopo l'ho rivista in via Comici, nei pressi dell'asilo, e ci siamo scambiati un rapido saluto. Quella è stata l'ultima volta che l'ho vista, perché poi sono risultato positivo al Covid e ho chiuso la bottega fino agli inizi di dicembre. Mi vengono i brividi a pensare a quella povera donna, continua De Grassi, a come è stata ritrovata, ammesso che si tratti di lei. Speravo nessuno le avesse fatto del male. Mi chiedo chi può aver avuto il coraggio e il motivo di fare tanto male ad una donna così delicata, educata, che non poteva avere nemici, che non diceva mai una parola di troppo e non si permetteva di giudicare nessuno. Il calzolaio, che spera ancora che il cadavere tra i rovi non sia quello di Liliana, racconta che è l'unica persona ad aver battuto a tappeto il rione, negozio dopo negozio, con la foto di Liliana in mano per cercare di avere notizie. È stato l'amico della donna Fulvio Covalero. Nessuno dei commercianti della zona ha visto il marito chiedere informazioni. Lei e il marito non sono mai stati nostri clienti, riferisce il titolare del bar Buffet San Giovanni, ma della vicenda nel rione se è parlato molto, anche per la presenza di tante troupe televisive. Temo che in molti abbiano maturato da tempo la convinzione che la povera signora sia morta. Giorgio Ribicic vive in viale Raffaello Sanzio da 36 anni. Una vicenda simile non la ricordo, ammette, e quando oggi, passeggiando con il cane nel parco dell'Exop, ho visto arrivare tutta quella polizia e i giornalisti, ho temuto subito si trattasse della povera signora Resinovic. La conoscevo di vista, la vedevo spesso in autobus, e ho seguito tutta la vicenda. Io mi sono fatto un'idea che tengo per me fino a che non verrà fatta chiarezza su ogni dettaglio. La titolare del negozio di cibo e accessori per animali Arcadia di Piazzale Gioberti non conosceva Liliana, ma, leggendo della vicenda, ho maturato da tempo la convinzione che quella povera signora non c'è più, commenta. Con il passare delle ore, nel rione la notizia del ritrovamento del corpo di una donna nel parco dell'Exop è diventata di dominio pubblico. Sia chiaro che questo è un rione sicuro, tranquillo, i mostri sono dentro casa, commenta la residente Valentina Rosini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.